Dottor Kauki, lei è stato per diverso tempo in missione in Afghanistan come medico. Dopo i fatti di questi giorni in cui i talebani sono ritornati al potere, lei, come molti sostengono, crede che sia stato uno spreco, questi 20 anni di guerra, uno spreco di soldi, di tempo e anche di vite umane? No, ma io penso proprio di no, perché in questi 20 anni almeno abbiamo portato un po' di tranquillità e innovazione anche culturale, di cui il popolo afghano si era ormai disabituato dopo l'invasione russa. Con il crescere del fondamentalismo noi abbiamo almeno interrotto questa spirale di fondamentalismo estremo con i talebani del primo giro. Questi 20 anni hanno portato, almeno le zone che ho visitato io, un notevole aumento sia della vita, che la gente è ritornata a vivere nei villaggi e quant'altro, sia a livello culturale. Io ero vicino a Herat, in una base vicino a Herat, vedevo le donne che non portavano più burqa, ma erano molto più libere, ecco. Da conoscitore di quelle zone, come vede il futuro non solamente di donne e bambini, ma anche di tutta la popolazione afghana? Beh, penso che sia, dai ricordi che ho, molto triste, perché noi, vabbè, eravamo, devo dirlo, eravamo una missione peacekeeping, quindi di pace, lavoravamo molto con i civili. Portavamo cure mediche alla popolazione. Da noi, anche se eravamo in mezzo al deserto, arrivava gente da 20-30 km per farsi curare, bambini mi ricordo, e donne più che altro. Però girando per i villaggi vedevo che quando passava questa gente, cioè i talebani, lasciavano segni veramente molto brutti, e la gente quando ci vedeva si rianimava, quando c'erano loro scappavano, arrivavamo a noi e ritornavano nei villaggi, quindi a fare vita sociale e quant'altro. Quindi penso che sarà molto triste per le donne, specialmente per i bambini. Prima dell'arrivo dei talebani, qual era la situazione sanitaria della popolazione afghana? Avevano tutti diritto a delle cure e accesso ai farmaci? No, beh, diciamo che stava migliorando. Come le dicevo prima, noi portavamo molto aiuto alle popolazioni limitrofe dove avevamo la base, quindi medicine, quindi anche generi di sostentamento, coperte e quant'altro. Avevamo aperto delle scuole, aiutavamo i colleghi, i medici della zona ad aprire ambulatori e a dare assistenza alla propria gente. E noi stessi, come esercito, aprivamo le porte alla popolazione civile per essere curata. Quindi rispetto al niente già c'era un approccio e un aiuto alla popolazione in termini sanitari e anche culturali. Invece qual è la situazione dei diritti umani di donne, bambini e di uomini afghani? Beh, diciamo che io non so prima di noi, però con noi, da quando appunto siamo arrivati, i vecchi dei villaggi, quindi gli anziani, che sono loro che poi comandano nel villaggio, si aprivano, davano più possibilità alla gente le dico una cosa, questi quando c'erano i talebani non potevano guardare nemmeno la televisione, tanto perché era una cosa del diavolo, e tante altre cose, quindi erano in perfetto medioevo, quindi col nostro avvento almeno riuscivano a usare i telefoni, guardavano la TV e quant'altro, ecco. Che ricordi ha di queste terre, delle terre dell'Afghanistan, e qual era il suo compito quando era in missione? Nella parte nord-ovest dell'Afghanistan, quindi dove Herat, la base del comando era Bakwa. Io ero in una FOB ICE. Praticamente le FOB erano tipo dei fortini circondati dal deserto e circondati anche da
da questa gente qua che ci disturbava ogni giorno e quant'altro, quindi eravamo sempre alle prese con azioni di guerriglia e controguerriglia, ecco. Secondo lei adesso gli stati europei come devono muoversi? In molti auspicano l'intervento per aprire dei corridoi umanitari, ma questi corridoi corre il rischio che possano portare in Italia e in Europa anche diversi terroristi. Lei cosa pensa a riguardo? Il rischio c'è, come c'è stato il rischio con i libici a suo tempo o in altre situazioni, però deve considerare che c'è stata molta gente, che c'è stata veramente aiuto. Io, se non avessi avuto un interprete con me, non sarei riuscito a curare nessuno, perché loro il Pashtun non lo non parlavano nemmeno l'inglese, quindi il dialogo sarebbe stato assente. Questa gente ci ha facilitato molto e per loro è veramente pericoloso vivere lì. Almeno la gente che ha aiutato e ha collaborato con noi deve essere assolutamente portata in Italia, perché sennò non è che rischiano la vita, la perdono, ecco.